Un'ispezione lungo le condotte per controllare lo stato delle gallerie. Questa mattina i tecnici di AGSM, assieme al presidente Michele Croce, hanno effettuato le verifiche che a cadenza quinquennale riguardano l'impianto idroelettrico di Vallarsa, al confine tra Trentino e Veneto. Si tratta di uno degli impianti più importanti per AGSM in termini di energia ed è il primo in Europa per grandezza, tra quelli con la particolare caratteristica d'arco. Abbiamo intanto controllato la conduttura forzata della nostra diga di Specker in Vallarsa, 8 km all'interno di questa conduttura per verificarne lo stato e sta perfettamente e non ha bisogno assolutamente di manutenzione. È un controllo che si fa ogni 5 anni, quindi dobbiamo essere fieri, contenti che la nostra diga sta benissimo, le condutture stanno benissimo, l'energia prodotta è assolutamente pulita. L'impianto prende l'acqua dalla diga di Speccheri, costruita da GSM tra il 57 e il 58. La diga ha un invaso di oltre 10 milioni di metri cubi d'acqua e riesce a produrre in media ogni anno 60 milioni di kilowattora, tradotto autonomia energetica per circa 35.000 famiglie. La diga di valle viene pompata per 200 metri su questa diga principale, poi viene sfruttata per circa 650 metri presso la centrale Moso Corona di Ala. Un sistema a prismi tiene costantemente sorvegliata la diga che con il caldo e con il freddo può subire delle trasformazioni. Ci sono dei sistemi passivi che sono tutte le misure che si fanno per verificare la stabilità e la tenuta della diga, dei sistemi attivi che riguardano, diciamo così, le portate in ingresso e quindi la possibilità di smaltire l'eccesso di acqua che arriva. Quant'è la profondità poi dell'acqua che viene accumulata qui da questa diga? Ma la profondità è variabile, andiamo da un centinaio di metri fino a pochi metri. Da queste esperienze dobbiamo prendere esempio per il futuro, ha spiegato il presidente Croce, che per i prossimi 4 anni ha messo sul tavolo investimenti per 265 milioni di euro. Già oggi AGSM produce oltre la media nazionale della propria energia come energia rinnovabile, il 39%, la media del 34%, noi dobbiamo continuare a investire su queste energie, idroelettrico, eolico, fotovoltaico e poi tutte quelle energie dell'economia circolare nell'ambito dell'ambiente.